Chi dal 19 aprile al 4 agosto entrerà nelle stanze della Camera di Commercio di Treviso si troverà improvvisamente catapultato in un altro mondo, il mondo dominato dal genio di Leonardo da Vinci. Il pubblico non sarà solo un semplice visitatore, ma protagonista, lui stesso elemento delle opere che fanno di Da Vinci Experience non una semplice mostra. È anche una mostra, non solo una mostra, per comodità linguistica la definiamo tale, ma è un qualcosa di diverso. È un percorso emozionale, un percorso emotivo che unisce sia una parte digitale che una parte analogica, fisica, con i modelli. I modelli, che riproducono le macchine disegnate da Leonardo e fedelmente riprodotte da artigiani umbri, aprono l'esposizione. Ecco il volano o il pistone, il paracadute o la bicicletta. L'immersione, è proprio il caso di dirlo, nel mondo di Leonardo continua nella stanza accanto dove, grazie a scenografie animate, si è letteralmente circondati dalle creazioni proiettate sulle pareti e sul pavimento del genio che fu pittore, architetto, scultore, ingegnere, poeta e musicista. La mostra prosegue poi in una stanza completamente ricoperta da specchi, dove vengono proiettati i capolavori di Da Vinci in un gioco di profondità e infinito. Al visitatore viene poi data l'opportunità, grazie a dei visori digitali, di entrare nel carro armato e interagire con i suoi meccanismi. La finalità è quella di porsi come media culturale, come strumento di mediazione che avvicina alla materia che viene rappresentata, ai contenuti. Un viaggio che punta a coinvolgere i più giovani, ma che incanterà anche il pubblico adulto. Ormai le opere di Leonardo praticamente non si possono più spostare, queste mostre offrono l'opportunità di entrare a contatto con quadri, con opere d'arte che altrimenti magari tu non potresti mai vedere in tutta la tua vita.